Milano Veneto 15/4/2018 85.920 euro l'assegno simbolico è stato consegnato alla Lilt di Treviso per l'acquisto dei caschetti refrigeranti salvacapelli per le donne sottoposte a chemioterapia, un risultato che va ben oltre le aspettative e che testimonia il successo dell'iniziativa dei parrucchieri della Marca per aiutare le donne. Una parte dell'incasso dell'8 marzo è stata devoluta alla campagna di raccolta fondi ribattezzata Beneficiamo Bellezza, diamo un taglio alla sofferenza. Poi si sono aggiunte le donazioni di tante clienti che hanno voluto collaborare a questo progetto, nato quasi per caso quando una parrucchiera ha dovuto rasare i capelli di una donna prima dell'inizio della chemio. E questa ragazza che è giovane doveva rasarsi i capelli e le avevo consigliato di andare a Padova a fare le chemio perché so che esiste già lì una struttura dove hanno questi caschetti refrigeranti e lei mi ha detto troppo lontano e quindi ho detto niente, bisogna far partire anche per Treviso perché dobbiamo avere anche qui vicino la possibilità di avere questi caschetti refrigeranti. E così si è messa in moto una catena di solidarietà nei saloni della Marca. Il macchinario refrigerante completo di 2 caschetti costa 60.000 euro e visto che la raccolta fondi ha superato la cifra, ora si punta all'acquisto di una seconda apparecchiatura, magari con l'aiuto di qualche azienda del territorio disposta a dare un contributo, perché sono 800 ogni anno nella sola Marca le donne che si ammalano di tumore al seno ed aiutarle a conservare la propria femminilità e il proprio aspetto anche in un momento così difficile è importante. Quando si guardano allo specchio si vedono sane, quindi non si sentono ammalate. Questo magari può aiutare emotivamente a superare bene la malattia e anche purtroppo essendo che ci sono tanti casi anche di persone giovani non devono giustificare anche i figli perché sappiamo che ci sono tante che hanno figli piccoli e che i bambini piccoli quando vedono una mamma senza capelli pensano al peggio.